nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre di ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quinto mistero glorioso. Maria è nostra Madre e Regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tra pochi istanti
La processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass, and to refrain from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas.
Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Dei onnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Deus, immortalis pastor animarum, respice populo tuum supplicantem, et presta, ut famulus tuus, Papa Franciscus, qui ecclesiae tua in caritate prefuit, fidelis dispensatoris remunerationem, congregie tibi sibi credito misericorditer consequatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and caused him to appear, not to all people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name." Verbum Domini. Deo gratias. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. Super aquas quieti seduxit me, animam mea refecit. In loco pasquae, ibi me collocavit. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. In loco pasquae, ibi me collocavit. Nam et si ambulavero in valle umbre mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es. In loco pasquae, ibi me collocavit. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. In loco pasquae, ibi me collocavit. Parasti in conspectum eo mensam, adversus eus qui tribulam me. In loco pasquae, ibi me collocavit. Impinguasti in oleo caput meum, et calix meus redundat. In loco pasquae, ibi me collocavit. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. In loco pasquae,
anno Domini, in longitudinem dierum, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
cum manifestasset se Iesus discipulis suis, e prandissen cum eis, dicit Simoni Petro Iesus, Simon Ioannis, diligis me plus is, dicit ei, etiam Domine, tu scis qui amo te, dicit ei, pasce agnos meos, dicit ei iterum secundo, Simon Ioannis, diligis me, ait illi, etiam Domine, tu scis qui amo te, dicit ei, pasce oves meas, dicit ei tertio, Simon Ioannis, amas me, contristatus es Petrus, quia dixit ei tertio, amas me, e dicit ei, Domine, tu omnia scis, tu cognoscis qui amo te, dicit ei, pasce oves meas. Amen, amen dico tibi, cum esses junior, cingebas te ipsum, et ambulabas ubi volebas, cum autem senueris, extendes manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo non vis. Hoc autem dixit, significans qua morte clarificaturus esset Deo. Et hoc cum dixisset, dicit ei sequere me. Verbum Domini. Laus tibi Christe. In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l'Eucaristia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali, col cuore triste, ma sorretti dalla certezza della fede che ci assicura che l'esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre, in una vita di felicità che non conoscerà tramonto. A nome del Collegio dei Cardinali saluto, ringrazio tutti i presenti. Con intensità di sentimento rivolgo un differente saluto e un vivo ringraziamento ai numerosi capi di Stato, ai capi di governo, alle delegazioni ufficiali venute da numerosi paesi ad esprimere affetto, venerazione e stima verso il Papa che ci ha lasciati. Il plebiscito di manifestazione di affetto e di partecipazione
che a tutti abbiamo visto dopo il suo passaggio da questa terra all'eternità, ci dice quanto l'intenso pontificato di Papa Francesco abbia toccato le menti ed i cuori. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella di domenica scorsa, solennità di Pasqua, quando Papa Francesco, nonostante i gravi problemi di salute, ha voluto impartire la benedizione dal balcone della Basilica Vaticana di San Pietro e poi ha voluto scendere in questa piazza per salutare dalla papamobile scoperta tutta la grande folla convenuta qui per la messa pasquale. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l'anima dell'amato Pontefice a Dio, perché gli conceda l'eterna felicità nell'orizzonte luminoso e glorioso del suo immenso amore. Ci illumina e ci guida la pagina del Vangelo, nella quale è risuonata la voce stessa di Cristo, che interpellava il primo degli apostoli, Pietro. Pietro, mi ami tu più di costoro? E la risposta di Pietro fu pronta e sincera. Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli affidò la grande missione: pasci le mie pecore. Sarà questo il compito costante di Pietro e dei suoi successori, un servizio di amore sulla scia del Maestro e Signore nostro Gesù Cristo. Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge, la Chiesa di Dio. Quando il Cardinal Bergoglio, il 13 marzo 2013, fu eletto dal conclave a succedere a Papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall'esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell'Arcidiocesi di Buenos Aires, prima come ausiliare, poi come coadiutore e in seguito come arcivescovo. La decisione di prendere il nome Francesco apparve subito come la scelta di un programma e di uno stile su cui egli voleva impostare il suo pontificato, cercando di ispirarsi allo spirito di San Francesco d'Assisi. Papa Francesco conservò sempre il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale e diede subito l'impronta della sua forte personalità nel governo della Chiesa, instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione alle persone in difficoltà, spendendosi senza misura, in particolare per gli ultimi della terra, gli emarginati.
È stato un Papa in mezzo alla gente, con cuore aperto verso tutti. Inoltre è stato un Papa attento al nuovo che emergeva nella società e da quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa. Con il vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio ricco di immagini e di metafore, ha sempre cercato di illuminare con la sapienza del Vangelo i problemi del nostro tempo, offrendo una risposta alla luce della fede e incoraggiando a vivere da cristiani le sfide e le contraddizioni di questi anni di cambiamenti che amava qualificare cambiamento di epoca. Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a tutti, anche alle persone lontane dalla Chiesa. Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni, Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze, le speranze del nostro tempo e si è donato nel confortare e incoraggiare con un messaggio capace di raggiungere il cuore delle persone in modo diretto e immediato. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno d'oggi, ha toccato i cuori, cercando di risvegliare le energie morali e spirituali. Il primato dell'evangelizzazione è stato la guida del suo pontificato, diffondendo con una chiara impronta missionaria la gioia del Vangelo, che è stata anche il titolo della sua prima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium. Una gioia che colma di fiducia e speranza il cuore di coloro che si affidano a Dio. Filo conduttore della sua missione è stata anche la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, una casa dalle porte sempre aperte. Ha più volte fatto ricorso all'immagine della Chiesa come ospedale di campo dopo una battaglia in cui vi sono stati molti feriti. Una Chiesa desiderosa di prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone e dei grandi affanni che lacerano il mondo contemporaneo. Una Chiesa capace di chinarsi su ogni uomo, al di là di ogni credo e convinzione, curandone le ferite. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi. Costante è stata anche l'insistenza nell'operare a favore dei poveri. È significativo il primo viaggio di Papa Francesco, significativo che sia stato quello a Lampedusa, isola simbolo del dramma dell'emergenza, con migliaia di persone annegate in mare. Nella stessa linea è stato anche il viaggio a Lesbo, insieme con il patriarca ecumenico e con l'arcivescovo di Atene, come pure la celebrazione di una messa al confine tra Messico e gli Stati Uniti in occasione del suo viaggio in Messico. Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici,
resterà nella storia in modo particolare quello in Iraq nel 2021, compiuto sfidando ogni rischio in quel momento. Quella difficile visita apostolica è stata un balsamo sulle ferite aperte della popolazione irachena che tanto aveva sofferto per l'opera disumana dell'ISIS. È stato questo un viaggio importante anche per il dialogo interreligioso. Un'altra dimensione rilevante è questa della sua opera pastorale. Con la visita apostolica del 2024 a 4 nazioni dell'Asia e Oceania, il Papa ha raggiunto la periferia più periferica del mondo. Papa Francesco ha sempre messo al centro il Vangelo della misericordia, sottolineando ripetutamente che Dio non si stanca di perdonare. Egli perdona qualunque sia la situazione di chi chiede perdono e ritorna sulla retta via. E per questo volle subito il Giubileo straordinario della misericordia, mettendo in luce che la misericordia è il cuore del Vangelo. Misericordia e gioia del Vangelo sono 2 parole chiavi di Papa Francesco. In contrasto con quello che ha definito la cultura dello scarto, ha parlato della cultura dell'incontro, della cultura della solidarietà. Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il suo pontificato con toni vibranti. Nella lettera enciclica Fratelli Tutti ha voluto far rinascere un'aspirazione mondiale alla fraternità, perché tutti figli del medesimo Padre che sta nei cieli. Con forza ha spesso ricordato che apparteniamo tutti alla medesima famiglia umana e che nessuno si salva da solo. Nel 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco ha firmato il documento sulla fraternità umana per la pace mondiale e la convivenza comune, ricordando la comune paternità di Dio. Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo, con l'enciclica Laudato Si ha richiamato l'attenzione sui doveri e sulla responsabilità nei riguardi della casa comune. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre, una sua espressione,
La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. E il servizio di fede, come successore dell'Apostolo Pietro, è stato sempre congiunto al servizio dell'uomo in tutte le sue dimensioni. In unione spirituale con tutta la cristianità, noi siamo qui numerosi a pregare per Papa Francesco, perché Dio lo accolga nell'immensità del suo amore. Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi e anche i suoi incontri personali dicendo: non dimenticatevi di pregare per me. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi e ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l'intera umanità, con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza. Fratelli e sorelle, preghiamo Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio unigenito nelle esequie del pastore della Chiesa universale, perché lo accolga nella sua eterna pace e gioia e trasmisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. Pour le pape François, défunt, afin que le prince des pasteurs, qui vit toujours pour intercéder en notre faveur, l'accueille avec bonté dans son royaume de lumière et de paix. Dominum de precemur, te rogamus audi nos.
من أجل كنيسة الله المقدسة لكي تبقى أمينة لرسالتها وتكون خميرة تجدد في المسيح للعائلة البشرية. Dominum de precemur, pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Dominum de precemur, Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej. Dominum de precemur, für alle verstorbenen Gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen. Dominum de precemur, 使得我们祈祷，愿在庆祝神圣奥界后，我们有朝一日能蒙基督召教，进入他光荣的国度。Dominum de precemur, O Dio nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i santi. Accogli nell'assemblea dei tuoi santi l'anima del tuo servo e nostro Papa Francesco, che ha confidato nella preghiera della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.
orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium accettabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipi ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sancte. Oblationem pacificam populi tui, quesumus Domine, propitius intuere, qui animam famuli tui, Pape Francisci, tue misericordie fidenter committimus, et presta, ut qui tue caritatis et pacis in humana familia fuit instrumentum, earum fructu constantis tuis perpetuo letarium mereatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In qua nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quas contrista certa moriendi conditio, eosdem consoletur future immortalitatis promissio. Tui senim fidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, el dissoluta terrestris uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sub cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens.
accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis, dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequivaleamus, in primis, cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam, pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famili Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus, quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc seclo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a Te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cuncta per saecula, et Te sine fine
laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lageris. Per ipsum et cun ipso et in ipso, est ibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, quisemus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Beatum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respigias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inter sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Lux eterna, lucea Dei Domini,
Oremus. Ad mensam eterni accedentes convivi, misericordiam tuam Domine, pro anima famoli tui Pape Francisci, suppliciter imploramus, ut veritatis possessione tandem congaudiat, in qua populum tuum fidentem confirmavit, per Christum Dominum nostrum. Amen. Fratres, sororesque carissimi, dulcissime Dei misericordie, commendemus animam Papuli Fatri nostri Francisci, qui Ecclesiae Catholicae Episcopus, fratres in fide resurrectionis confirmavit. Deum Patrem deprecemur, per Iesum Christum in Spiritu Santo, ut eum a morte redemptum, in pace sua assumat, et corpus eius resuscitet in novissimo die. Beata Virgo Maria, Apostolorum Regina et Salus Populi Romani, apud Deum intercedat, oi vultum Filii Tui, Pape nostro ostendat, aqua Ecclesiam luce resurrectionis eius consoletur. Santa Maria, ora pro eo, Sancta Dei Genitris, ora pro eo, Mater Ecclesiae, ora pro eo, Salus Populi Romani, ora pro eo, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, orate pro eo, omnes sancti angeli, orate pro eo, Sancte Ioannes Baptista, ora pro eo, Sancte Iosef, ora pro eo, omnes sancti patriarche et profete, orate pro eo, Sancti Petre et Paule, orate pro eo, Sancte Andrea, ora pro eo, Sancti Ioannes et Jacobe, orate pro eo, Sancte Toma, ora pro eo, Sancte Mattee, ora pro eo, Sancte Mattia, ora pro eo, Sancte Luca, ora pro eo, Sancte Marce, ora pro eo, omnes sancti apostoli et evangeliste, orate pro eo, Sancte Barnaba, ora pro eo, Santa Maria Maddalena, ora pro eo, omnes sancti discipuli Domini, orate pro eo, Sancte Clemens, ora
Deus, fidelis remunerator animarum, presta, ut defuntus famulus tuus, et episcopus noster Papa Franciscus, quem Petri constituisti successorem, et ecclesiae tue pastorem, gratie et miserationis tue mysteris, que fidenter dispensavit in terris, letanter apud de perpetuo fruatur in celis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγερος σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εφη δεόμετα υπερ αναπαύσεως,
της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένδα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Kyrie eleison. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπασίσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, αναπαύσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου, του πατρός ημών Φραντσέσκο Παπαρόμης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ουκ έστι άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια, لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك الراقد أبينا فرانسيس بابا روما، أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد، وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. αιώνια σου η μνήμη, فليكن ذكره أبدا. αιώνια σου η μνήμη. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando la morte e donando la vita a coloro che licevano nei sepolcri.
misericordie Tue, Pater Clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti, et Ecclesiae pastorem, nuntium intrepidum verbi Tui, divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem. Admite eum quesumus in celorum sanctorium, ubi cum omnibus electis Tuis eterna gloria fluatur. Gratias tibi agimus, Domine, pro omnibus beneficis que in Tua bontate ad utilitatem plebis Tue ei concessisti. Ecclesiae pastore urbate, dona solatium fidei, et spei fortitudinem. Tibi, Pater, fons vitae, in spiritu vivificante, per Christum mortis victorem, omnis honore gloria, in saecula saeculorum. Amen. Amen.